quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Questa sera parliamo di un vero e proprio tesoro della nostra terra che è il vino e ne parliamo con un grande produttore, intenditore, ma credo soprattutto con un grande appassionato, l'imprenditore Cavalier Giuseppe Benanti. Buonasera Cavaliere, grazie. Benvenuto, Grazie. Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Allora Cavaliere, iniziamo. Un piacere e un onore. Grazie, l'onore è nostro. Iniziamo immediatamente con una certezza: il vino siciliano è uno dei migliori vini d'Italia, se non il migliore. Beh, direi che il vino dell'Etna è uno dei migliori vini che oggi ci sono a disposizione. L'Etna, che fino a qualche tempo fa io definivo l'isola nell'isola per la sua peculiarità, adesso la definisco l'arcipelago nell'isola perché i suoi territori, i suoi terroir sono talmente diversi l'uno dall'altro che riescono a dare dei vini eccezionali perché sono unici e sono legati strettamente al territorio. Quindi siccome non c'è bisogno né di un vino qualunque né di un vino comunque, ma di un vino diverso, sì, allora a questo punto l'Etna la fa un po' da padrone. E finalmente pare che sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale ci si accorga che il vino dell'Etna è un vino che vince le competizioni, è un vino che viene gustato nei più importanti ristoranti. Questo anche grazie a imprenditori come lei che a un certo punto della propria vita decidono di scommettersi, di scommetterci e di investire, diciamolo, tempo, fatica, lavoro della testa per cercare di produrre qualcosa di buono e di interessante. Ma guardi, c'è un bellissimo detto che dice: come si fa a diventare milionari? Bisogna essere miliardari, investire nel vino e diventa subito milionario. A parte la battuta, io ho ripreso una passione di famiglia, una tradizione di famiglia che risale al 1734. Io la mia azienda ha soltanto 25 anni. Però nella convinzione che il vino non può essere soltanto business, anzi l'ultima cosa che deve essere business. Il vino non è un vino da produrre in un'industria, il vino deve essere passione, cultura, stile di vita, racconto del territorio. Dentro una bottiglia di vino e dietro una bottiglia di vino ci deve essere il produttore con la sua testa, con la sua faccia, con la sua faccia, e quindi la sua faccia che deve mostrare, deve spendere. Quando si parla di qualità, si parla di eccellenza, dico che questi valori che poi devono essere condivisi devono essere un modello mentale, cioè noi dobbiamo fare azione di qualità, avere relazione di qualità, essere persone di qualità, solo così potremmo produrre dei vini di qualità. Se invece noi cerchiamo quelli che gli americani chiamano shortcut, cioè scorciatoie per la qualità, sbagliamo. Ed allora finalmente si è capito che i vini della nostra montagna, perché noi la chiamiamo così, non lo definiamo mai il vulcano, i vini della nostra montagna sono vini seri, sono vini importanti, non c'è il bianco che va bevuto fresco di 6 mesi, ma ci vogliono degli anni. Abbiamo fatto recentemente una degustazione a Roma, si chiama Life of Wine, vuol dire la vita del vino, e abbiamo degustato dei vini, 3 vini miei, uno del 2007, uno del 2001 e uno del 95. Quindi quando si vede che il vino continua ad esprimere profumi, aromi secondari e terziari che a spalla e che a far fare bella figura,
allora si capisce che il territorio è un territorio il che territorio vale, è giusto e che che vale, l'investimento che è vale. giusto. Allora io la invito adesso ad ascoltare con attenzione cosa la nostra Movida Small Orchestra ha preparato per lei e per il nostro, lo chiamiamo così, vino siciliano. Eccoli qui, Movida Small Orchestra! Loro sono bravi, Eh sì. E allora il Ma drappo... quel vino è un po' palliduccio. Quel però, vino è un po' palliduccio, È un po' palliduccio. perché non è un vino, lo un vino possiamo di scena, dire. cavaliere, L'abbiamo inventato, sì. non è un vino. E allora abbiamo sentito Drappo, abbiamo sentito L'amore mio, sono i nomi di vini che credo Mamma che poi mia. per il produttore diventano quasi dei figli. Beh sì, certo, i nomi sono nomi pensati, così quando sentono queste parole, per esempio la parola, cioè il vino drappo che poi è un nero d'avola, prende il nome da un quadro è uno dei 4 putti musicanti Scuola Carracci che io utilizzo come etichette. Lo abbiamo bevuto questo in occasione, L'abbiamo bevuto, occasione di un importante sì, ritorno in sì. Sicilia, della Venere di Morgantina, della Dea di Morgantina. Bravissimo, che so, quello che lei chiama l'amore mio in effetti ha un accento diverso, si dovrebbe dire l'amoremio, per evitare l'amore mio. Eppure quando gli americani bevono questo vino dicono sempre oh l'amore mio, fantastico vino, meraviglioso. Ma oggi conviene così. investire sul vino? Allora, Perché lei ancora continua a ingrandirsi, continua ad acquistare ettari e addirittura no. cerca di riportare in vita vini che erano scomparsi del tutto. No, ecco, io fondamentalmente baso la mia attività sui vitigni autoctoni, assolutamente per recuperare il Quindi territorio. quelli propri del nostro territorio. Ma sì, gli autoctoni sono il Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio, il Carricante, cioè quelli che noi troviamo. E a questo punto voglio raccontare un piccolissimo aneddoto. Se voi provate a chiedere ad un contadino che tipo di uva ha, lo dico anche così in maniera molto spontanea, dici, scusi, ma lei, anzi ossia, chi racinavi? Già a questa domanda lui dice, ma questo è scemo, no? E risponde così, a nos.
Quindi lui non non pensa che ci distingue, possa certo. essere altro. Sì, ma come si chiama? Come si chiama? Un ereddo. Sì, ma un ereddo quale? Ah, c'è un Mascalisi, c'è un Cappuccio. Ecco, i nostri contadini non si pongono il problema che danno già per scontato. possono esistere anche dei vitigni alloctoni, e quando si chiede com'è piantata la vigna, lui dice anosciana oppure a continentale. Certo. Ecco, quindi C'è questo distinguo. Allora, se noi abbiamo il coraggio di seguire la tradizione, di seguire quello che hanno fatto i nostri padri, nonni, bisnonni, i nostri avi, noi siamo sicuri di non sbagliare. Perché voi dovete pensare che il vino dell'Etna veniva ripostato nelle navi a riposto e veniva spedito via. Ai tempi dei Romani, attraverso la Via Magna, Via Grande, in latino Via Magna, veniva portato nell'unico porto naturale che c'è da questa nostra parte, che è il porto di Messina. I nostri vini partivano per aggiustare i vini francesi. Allora dico, bisogna aspettare, bisogna lavorare con coscienza, con passione, con umiltà, assolutamente con umiltà, senza cercare scorciatoie per la qualità. Come dicevamo prima. Purtroppo si sta verificando quella che io definisco un po' la logica del poker: piatto ricco, mi ci ficco, lo voglio fare anch'io. Oggi diventa troppo facile forse investire in questo settore. Non investire, speculare piuttosto. Oggi noi assistiamo a... Ma alla fine il mercato se ne accorge comunque e quindi premia chi lavora in un certo modo. Naturalmente, il mercato premia sempre la qualità e l'eccellenza, però dobbiamo stare attenti a chi sono gli enologi, che gli enologi devono essere persone che vogliono bene al territorio e lo rispettano. Non abbiamo interesse ad avere dei guru che interpretano, c'è già il territorio che interpreta per noi. E poi, non so, gli stessi degustatori devono conoscere veramente tutto il territorio dell'Etna, devono conoscere le aziende, quello che hanno già fatto, non quello che diranno che faranno, quello che dicono che faranno in seguito senza averlo mai fatto. Ecco, allora bisogna dire la verità vera. La verità vera è che bisogna avere pazienza, tempo, investire e passione. È vero, insomma, quando si fa vino non servono assolutamente mazzi di carte truccati, cose che invece il nostro Mago Peppe, eccolo, è arrivato. Buonasera, ma sempre personalità, Mamma mia, buonasera. Infatti mi hanno raccomandato e infatti mi hanno chiesto di fare un gioco magistrale. Stasera farò un gioco. Ha utilizzato l'aggettivo giusto. Un gioco magistrale, un gioco di quelli là proprio grandiosi. Farò un gioco divino, direi. L'ha capita? Divino. Battuta da avvenire, questa produttore divino. Allora, proprio per questo farò questo giochino. Allora, queste sono le carte. Lei mi dovrebbe prendere una carta qualsiasi dal mazzo. Ok? La faccia vedere a tutti la carta. La guardi anche lei, cavaliere. Perfetto, eccola qui. Facciamo una cosa, la guardo anche io a questo punto, guardiamola. Ma che un set di picche. Ma che c'entra la guarda? Che mago è vabbè, perché ora le faccio vedere, questo qua è un gioco di abilità. Allora, questa qua è una penna. Lei mi può autografare la penna? La carta? Ma che è un gioco di prestidigitazione. Ma dietro non abbiamo vino dietro, giuro. Allora, autografo. Vedi, tu controlla tutto. Autografo del Cavaliere Benanti, eccola qui. No, beh, autografo, una sigla. Sì, questa è carta unica. Lasciare una firma abbandonata è pericoloso. Non mi pare il caso. Allora, nel mondo non esiste una carta così, perché questa qua è unica nel mondo. Abbiamo un certificato firmato da lei. Allora, cosa succede? Ora noi dobbiamo perdere la carta di vista, metterla al centro del mazzo, mescoliamo anche un altro po'. Rialziamo per rendere ancora meglio il tutto. Allora, questo qua è un gioco di abilità, le avevo detto. Noi abbiamo perso la carta, però io ritroverò la carta come prima carta. Infatti la tua carta è là qua, il 6 di cuori. No. Ma e sono un po' influenzato, magari. Ma che c'entra influenzato? Ha cambiato colore, dai. Ora lei che deve dire in questo caso? Io lo sapevo che non è il 6 di cuore. No, in verità ho sbagliato, devo essere sincero, ho sbagliato. Però tutti i maghi hanno l'assicurazione, non è il 6 di cuori. Allora, io ho la mia assicurazione e l'ho tenuta sempre qua. Io la tengo sempre in vista. Questa è la mia assicurazione. Questa è la sua assicurazione. Allora, io prendo la sua carta, il 6 di cuori, e lo metterò all'interno della mia assicurazione personale. Allora, mettiamola qua. Perfetto. Allora, la vede il 6 di cuore? Certo. Allora,
la mia assicurazione, perché un mago dovrebbe sempre essere essere assicurato, avere l'assicurazione. Cosa succede? Guardi qua questo sedicuori, guardi. Sì. Allora, io lo muovo così dall'interno della mia assicurazione privata. Cosa succede? Cambia. Effettivamente abbiamo una carta. Miracolo! Un'unica carta che è il 7 di picche ed è quello firmato dal nostro Cavaliere ospite. Benatti. Ma Cavaliere che Uccido! Bravo mago! Meno male che sono assicurato, meno male! Grazie. Bravo mago! Insomma, Cavaliere, salutandoci diciamo la cosa alla fine più ovvia, che per fare il vino buono non ci vogliono trucchi, non ci vogliono assicurazioni, no, assolutamente basta la e basta il vino. Io una volta un vecchietto che faceva un vino fenomenale, non mi ricordo adesso neanche dove, gli dissi: ma questo vino è buonissimo, come lo fa? Che vino è? Dice Ucocchi, dice Pazzo Vino, c'è la cosa più facile del mondo. Guardi, è difficilissimo fare degustare un vino fatto come si deve ad una persona di campagna, perché normalmente voi sapete esistono i bei bicchieri da degustazione. Certo, i balloon. Beh, i balloon sì, quelli per i rossi. Sì. Allora lei ha un bellissimo bicchiere, lo deve riempire per un po' per fare in modo che la superficie venga areata. Poi ha il gambo. Perché? Perché bisogna prenderlo dal gambo per evitare di annusando i profumi della mano possono interferire con l'odore del vino. Provi lei a dare ad un uomo di campagna così di vino. Allora, Cavaliere, che sogno malato? Quello non è malato, però sa, per assaggiare. Poi loro prendono posizione perché poi bevono, allora lei gli deve riempire il bicchiere. Mi posso alzare? No? Certo, certo. Prendi il bicchiere, si mettono così. Una mano dietro la schiena, il dito così, il bicchiere ci mancherebbe. Man mano che bevono si buttano indietro, poi alla fine, bello è usare. L'esame è superato. Noi ringraziamo davvero il Cavaliere Benatti per essere stato con noi. Grazie. E continui a regalarci questi vini spettacolari. Grazie davvero.